Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network, da Anna Franchina, ben ritrovati con un'altra settimana di calcio mercato. Il nostro operatore di mercato, chiamiamolo così, Attilio Malena, lo abbiamo spedito direttamente al mercato di Milano, poi con lui saremo in collegamento proprio via Skype, vedremo un attimino cosa sta accadendo. Intanto vi vado a presentare gli ospiti di oggi, partiamo proprio da Walter Leone, giornalista. Buon pomeriggio Walter. Ciao Anna, buon pomeriggio anche a te. A fianco a te c'è Luca Altomare, buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a te, grazie Anna. E poi il direttore sportivo Carmine Donnarumma, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, grazie. Vediamo se è pronto già il collegamento con Attilio, vediamo le notizie del giorno e poi insomma apriamo la discussione sul calcio e sul mercato. Sono iniziati i ritiri, vedremo subito cosa accade. Partiamo proprio dalle notizie del giorno. Buon pomeriggio Attilio. Un attimo solo, vediamo se il collegamento è pronto. Mi dicono dalla regia se è pronto il collegamento. Attilio, ci senti? Va bene, andiamo avanti, ripristiniamo subito questo collegamento, iniziamo proprio con il Cosenza, iniziamo da Walter. È partito questo raduno, non ritiro perché insomma adesso ci saranno questo giorno di test atletici, visite mediche e via discorrendo, e poi giovedì si partirà per la Sila, non troppo lontano, però insomma abbiamo visto che ieri c'erano non solo i volti insomma noti dello scorso anno, alcuni che ancora devono firmare il contratto, in più ci sono Di Piazza, Cerofolini non è ancora a disposizione, però insomma è un altro nuovo acquisto, insomma è un Cosenza che un po' a rilento sta via via ripartendo. La tabella lavori in corso, Work in progress. un work in progress, per usare il linguaggio moderno che tanto piace soprattutto agli operatori di mercato, che io non ho mai amato questo periodo del calcio, per cui niente, dai, hai fatto riferimento a una novità, se vogliamo, nel Cosenza, con dei calciatori che sono presenti nel ritiro ma che ancora non hanno firmato il contratto. Pare che sia una pura e semplice formalità, però rimane sempre un'anomalia, no? Siamo in Serie B, per cui si pensava che magari di queste cose non le vedessimo più, invece evidentemente magari va limata qualcosina, come si dice in gergo in questi casi. È chiaro che la squadra ancora, credo a vedere proprio numericamente, manchi di pedine molto importanti, a cominciare dalla difesa. Io non seguo molto il calciomercato, lo ripeto, però pensando alla difesa mi viene in mente Camigliano, che credo sia stato tra i migliori del reparto, soprattutto nel finale di stagione, e mi chiedo come mai non sia stato preso in considerazione. Comunque la difesa è un reparto che va completato. A centrocampo abbiamo soltanto Palmiero, che credo che vada pure ancora ufficializzato, però ci dovrebbe essere Palmiero. L'unico certo è Bruccini, credo che anche Trovato dovrebbe rimanere, perché anche lui è uno di quelli che è presente al raduno, però ancora non ha firmato, però va completato, perché Calamai non ha rinnovato solo Mungo, Loviso non rinnova nemmeno, per cui credo che sia un reparto nel quale ci sarà molto da lavorare. Credo che sia sistemata la corsia sinistra, perché c'è Dorazio, inoltre è arrivato, dovrebbe pure lui arrivare dal Napoli, Anastasio, per cui a destra credo che ci sia bisogno di un'alternativa anche al capitano, a Corsi, pure lui però ancora non è ufficiale, è lì ma non è ufficiale, non ha firmato. Lì in avanti al momento diciamo che c'è una buona scelta, no? C'è Di Piazza, c'è Baclé, c'è lo stesso Mendicino che è ritornato, c'è Perez, abbiamo 4 in organico, adesso Braglia ha 4 attaccanti.
E quello che più piace all'ambiente ancora non c'è, perché Tutino, da quello che mi risulta, lui vuole venire a Cosenza, il procuratore vuole che il ragazzo prosegua l'esperienza a Cosenza perché l'ambiente ormai lo ha conosciuto. Poi qui ci sono due grandi esperti di calcio, uno ha fatto il calciatore fino a poco tempo fa, Carmine è uno che conosce molto bene il calcio, per cui a dare la possibilità a un giovane di ripartire nell'ambiente in cui è esploso, credo che sia un grande vantaggio, per cui il procuratore questa cosa l'ha capita e sta spingendo affinché il ragazzo resti a Cosenza. Il ragazzo anche mi pare di aver letto qualcosa, B per B preferisce rimanere a Cosenza, quindi Presidente facciamo questo sforzo che poi magari avrà modo di essere ripagato dalle prestazioni sul campo. A Luca invece un piccolo passo indietro, un mese fa si festeggiavano dopo 15 anni questo ritorno in Serie B, tu hai seguito pure la squadra a Pescara, Sì, se non sbaglio, sì. Ho visto le foto Sì, e sì. i vari video che hai postato e quindi insomma volevo sapere da te le emozioni a un mese di distanza nel vedere ovviamente un obiettivo inaspettato alla vigilia. Sì, l'ho seguito perché meritava di essere seguito dopo una stagione non molto esaltante. I playoff li ho quasi visti, anche quelli ovviamente che hanno disputato le partite in trasferta, e poi ho avuto comunque la fortuna di diciamo, il tempo di poter portare anche i figli a Pescara perché me l'hanno chiesto, e quindi l'ho fatta volentieri quella trasferta perché insomma, siamo tornati con un sorriso enorme tutti quanti, quindi ho seguito tantissimo. Sì, è stata un'emozione forte perché si era creata una sorta di feeling con la gente, non so, si è riaccesa una passione che io non ricordavo neanche nelle due promozioni, sì, ovviamente negli anni precedenti. Si è creata qualcosa di strano, di anomalo, ma comunque bello perché alla fine si è riuscito a riprendersi, il Cosenza è riuscito a riprendersi una categoria importante per la nostra città in questo momento in crescita, no? Sotto tanti punti di vista, quindi questa categoria e questa vittoria del campionato è arrivata nel momento giusto. Adesso, insomma, il difficile adesso, sì, perché comunque il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, molto lungo, con squadre attrezzatissime, squadre che ovviamente hanno budget probabilmente superiori a quelli che avrà il Cosenza, da quello che leggo, da quello che sono le notizie che danno i giornalisti, no? E quindi c'è da fare bene, bisogna essere attenti un po' a tutto. Mi sembra un po' strano che ancora dei calciatori che si apprestano a iniziare l'anno calcistico magari vanno in ritiro senza contratto, cioè all'epoca di quando giocavo io se è passato un po' di tempo, ma magari bisogna abituarsi anche a queste cose, a queste novità. Sì, magari prima aspettavi che sottoscrivevi il contratto per partire, ma per una tutela in generale, assicurativa, come no, anche proprio di impegno, cioè magari c'è qualche squadra che mi sta richiedendo in quel momento, io sono in stand-by, non so che fare, mi salta una squadra, poi magari il Cosenza dice guarda arrivederci, è stato bello, quindi... Per dirlo alla Moscov, se firma non c'è sul contratto... Non, assolutamente, quindi... Rigore c'è quando arbitro fischia, no, il contratto c'è quando firma... Queste sono strategie che... Magari ci smentiranno da qui a qualche ora. Da qui a ora. Qualche ora, ma sicuramente sarà così. La squadra... a mio avviso ha bisogno di essere tassellata nei punti cardini, mi riferisco nei reparti difesa, centrocampo, attacco. Si lavora, questo è un periodo di lavoro, no? È un lavoro per il direttore sportivo dove dovrà cercare di portare giocatori adatti, no? All'allenatore, al modulo che l'allenatore vorrà
vorrà mettere in pratica per la prossima stagione. Quindi deve fare un mercato attento, perché il Cosenza, e mi riferisco ovviamente al proprietario, al presidente Guarascio, a questo è molto attento, quindi è giusto che sia così, perché stiamo leggendo tutti quello che sta succedendo in queste ore, tante società che stanno saltando, quindi è giusto che il passo si faccia per quello che, insomma, si possa fare. Sì. Torno il direttore fra un attimo, perché mi dicono che è pronto il collegamento con Attilio, che ci darà le notizie del giorno fresche fresche. Ciao Attilio. Buon pomeriggio a te Anne, buon pomeriggio a tutti gli ospiti di studio, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono con tanto affetto da casa e buonasera a chi ci seguirà in replica. Oggi da una cornice completamente diversa, dal ventre del mercato, lì dove tutto accade, da Milano, dalla capitale del calciomercato. Nonostante tutto il mercato nel weekend si è scatenato e noi come sempre proveremo a raccontarlo al meglio, partendo dalle notizie del giorno, partendo dalle calabresi. Nonostante il Crotone stia aspettando con ansia il giudizio della Procura federale per quanto concerne la vicenda Chievo, il mercato non dorme assolutamente. Vi abbiamo raccontato in diretta, certificato la svolta fiorentina per Ceccherini, è arrivata la conseguente ufficialità, operazione da 3 milioni di euro. E per quanto concerne invece un altro obiettivo dei pitagorici, ovvero Raul Asensio, sul calciatore piombato nelle ultimissime ore, fortissimo il Palermo con il calciatore promesso dunque ai siciliani dal presidente del Genoa Enrico Preziosi. In entrata, a sorpresa può tornare il difensore Aieti, che prima rescinderà il contratto che lo lega attualmente al Torino e poi si legherà nuovamente ai pitagorici. Un rinforzo vicino, un rinforzo d'esperienza per una Serie B che si attende da protagonista in attesa di un miracolo. Si è parlato dell'inserimento della trattativa eventuale di Bruno Martella che piace al Torino, ma ha un interesse che ad ora non si è tramutato in una vera e propria trattativa. E poi un nuovo weekend di attesa per il Cosenza, per la decisione di Gennaro Tutino. Il calciatore, nonostante tutto, come vi abbiamo raccontato anche in questo senso, ha certificato la sua voglia di Cosenza, nonostante le attenzioni, come sappiamo da settimane, di Pescara Carpi, e non ultimissimo, nelle ultimissime ore c'è stato un sondaggio della Ternana. Il Cosenza può parzialmente gioire per l'arrivo del difensore Cabela, svincolato con un contratto biennale, come raccontato è arrivato anche dalla Fiorentina per un nuovo prestito trovato, certificato anche il rinnovo di Domenico Mungo. Il mercato del Cosenza è pronto a prendere fuoco in maniera definitiva, aspettando ovviamente Gennaro Tutino e aspettando soprattutto la situazione per quanto riguarda Okerè, che attualmente non ci sono aggiornamenti e non ci sono novità sugli interessi di Frosinone Empoli, che hanno manifestato allo Spezia. E poi il Catanzaro, accordo vicino con Figliomeni nelle ultimissime ore, blitz a sorpresa per Giannone, superato il Catania e si tenta l'affondo per Corapi. La Regina prova invece a cercare di soffiare un obiettivo al Catanzaro, trattativa avviata per San Domenico, mentre il terzo portiere della Regina sarà il classe 2001 Morabito. Per la Vibonese niente Padovan, che è ad un passo dal ritorno al Caserte. Sempre per la Vibonese ufficiali gli arrivo di Carrozza, ve l'abbiamo raccontato, classe 99 dal Crotone, e del difensore Camilleri. Grazie a Attilio, ci sentiamo tra pochissimo. Direttore, parlavamo proprio di Tutino, di ovviamente Okerè, che dovrebbero essere i nuovi colpi, chiamiamoli così, per il Cosenza, però è un mercato che dovrebbe avere un po' un'accelerata, perché con il gruppo confermato dallo scorso anno, secondo lei che Serie B potrebbe affrontare il Cosenza? Ci vuole qualche elemento di spessore che è adatto proprio per la categoria? Io penso che l'ossatura quest'anno il Cosenza la baserà sul gruppo storico dell'anno scorso, cercando di sfruttare l'entusiasmo, la voglia e soprattutto il grande senso di appartenenza che, come diceva Luca, si è creato quasi per magia dalla partita con la Leoz in poi, perché quella è la verità, che prima di quella partita c'era grandissimo scetticismo qui, e invece da quella partita in poi è successo un qualcosina, meno male, e quindi è cambiato tutto. Io penso che il mister e Stefano vogliano proprio sfruttare questa situazione, e da lì si spiegano le tante riconferme. È chiaro che per fare una B con una discreta tranquillità hai bisogno di 4 calciatori di B,
di B, quelli veri, quelli che hanno, per me un calciatore appartiene a una categoria quando fa 3 campionati, 100 presenze. Quindi quando un giocatore ha 3 anni in una categoria si può reputare un giocatore di categoria. Chiaro che il Cosenza non può fare follie ed è giusto che non le faccia ed è giusto che continui questo modo parsimonioso di gestire che ha dato i risultati sperati. Adesso il presidente Guarascio, che qualche anno fa dicevamo un neofita, no, non è più un neofita del calcio perché ha fatto la Serie D, ha fatto la Serie C, adesso farà la Serie B, quindi ha accumulato il suo bagaglio di esperienza che sicuramente gli farà fare le scelte giuste. Tu hai ragione, però è un mercato diverso, non è più quello che parlava Luca, di quando giocava Luca, non è più di quello che quando Luca era un mio ex calciatore, quindi parliamo di più di 10 anni fa, è cambiato. Perché sono cambiate le norme. Adesso vedete non solo il Cosenza, tantissime squadre, se noi pensiamo anche alle squadre importanti di Serie A, tante squadre non hanno completato l'organico. Perché? Perché si aspetta l'evoluzione, si aspettano i giri di alcuni ruoli, quindi il giro degli attaccanti si muovono 10 attaccanti, il giro dei portieri si muovono 5 portieri. Se noi pensiamo che il Milan, per esempio, ha in organico Donnarumma e Reina, è una cosa normale, e invece è così. Quindi poi scatterà questa molla. Quindi quello che sta accadendo al Cosenza è quasi la normalità. Ecco, certo che è auspicabile avere un gruppo di 25 giocatori che parte il primo giorno, ma questo non è più così, pian piano la squadra si formerà. Penso che, come dicevo, 3-4 calciatori di B verranno presi ed è giusto. Tutino, io non so la verità qual è, perché se tu vuoi veramente, perché poi molte volte i calciatori, soprattutto i procuratori, sono bravi a dire quello che vogliono sentirsi dire, perché se io penso che sicuramente il Cosenza abbia fatto un'offerta importante, ma ci sono anche degli equilibri all'interno del gruppo. Questo è un calciatore che guadagnava 5, è giusto che guadagni 10, è giusto che guadagni 15, ma guadagnare 100 non è una cosa normale. È chiaro che se c'è un'altra squadra che ti offre 100, è giusto che tu vada dove ti offrono 100, però non dire voglio rimanere al Cosenza, di la verità. Io preferisco andare in un altro posto dove guadagni il triplo, il quadruplo, il quintuplo, e allora è giusto così, ti fa più onore, perché se uno vuole andare in una squadra ci va. Diciamola tutta. Walter, poi ci sono comunque queste squadre, Bari e Cesena, perché il Bari proprio c'è la notizia del fallimento, anche il Cesena insomma sull'orlo del baratro, l'Avellino rischia, insomma sono anche queste squadre che potrebbero avere questi calciatori svincolati e quindi interessare a molte formazioni di Serie B, tra cui il Cosenza. No, ci sono non solo le formazioni di Serie B, ma c'è anche, ci sono club che in questo momento sono in Serie C, ma che da qui a qualche settimana potrebbero essere in B. Scusami, ritrovarsi in Serie B, per cui è tutto un discorso che poi si va a legare. Il mercato è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, oggi più che i direttori sportivi lo gestiscono i procuratori, per cui sono loro che decidono le sorti di determinati calciatori. È chiaro che in questo momento chi ha, tra virgolette, la fortuna di gestire calciatori che da qui a qualche settimana potrebbero liberarsi a costo zero, no Carmine? Se la giocano questa opportunità. Se poi ti vai a confrontare con realtà anche importanti che ci saranno in Serie B, dove ancora è tutto idee che bisognerà mettere in atto, probabilmente il Cosenza avrà un po' di difficoltà in più, in quanto essendo matricola, in quanto essendo comunque una società che vuole muoversi con un determinato equilibrio finanziario. Certo. Non penso che a Cosenza vedremo follie da parte della società, no perché non ci sono mai state, ma è anche, ormai abbiamo imparato a conoscerlo Guarascio sotto questo aspetto. Poi è chiaro che ci sono situazioni dove magari basta poco per sbloccarla. Io ti ripeto, non amo per nulla il calciomercato, proprio per i motivi che ho in parte appena detto. Però la questione di Tutino, se si avvicinassero le parti e magari si pensasse un po' di meno
al fatto di far pesare comunque, è vero, il Cosenza comunque ha dato l'opportunità a Tutino di mettersi in mostra, e questo Tutino e il suo procuratore dovranno essere riconoscenti all'opportunità che gli ha dato il Cosenza, ma è anche vero che il ragazzo adesso si sente in questo momento corteggiato, certo, è al centro dell'attenzione, è un po', diciamo, è un po' come una sai, donna, no? Che è corteggiata per cui dall'uomo. se c'è la volontà di arrivare a un accordo, lo si trova. Magari da una parte si abbassano le pretese, dall'altra tirare troppo la corda poi si rischia di spezzarla. E Luca, questa diciamo, incertezza che regna sia in Serie B che in Serie A, perché insomma c'è anche la questione Chievo che potrebbe tirare dentro anche il Crotone, quindi insomma sta anche facendo forse slittare la data della presentazione dei calendari, che diverse volte abbiamo detto che avverrà qui nella città di Cosenza, quindi dal 31 potrebbe passare al 2 agosto, insomma ancora su questo non possiamo darvi l'ufficialità, però sicuramente slitterà anche questa, ma è una Serie B che insomma nasce sull'onda dell'incertezza. Walter diceva che odia questo periodo del calciomercato. Io odio questo fatto che purtroppo si cambiano le regole, si cerca di mettere le scadenze bimestrali nei pagamenti, si deve pagare l'IRPEF, insomma tutte queste cose qua. Però ancora non si riesce a risolvere questa questione, che si arriva puntualmente alle iscrizioni, le squadre non si iscrivono, poi fanno ricorso, le fideiussioni, e si rallenta sempre tutto, e si parte magari, poi si slittano i campionati. È una cosa che non, ecco, questa è una cosa che non riesco ancora a capire, come non si possa trovare un rimedio a questa cosa. Cioè, è una cosa stranissima, cioè, si fanno le cose per bene in tante cose, però ancora qui non si riesce a mettere una linea e dire se non ti iscrivi fino a questa data, al di là di quelle che sono, no? le pendenze, i problemi, le cose, sei fuori, c'è ricorsi, non ricorsi. Ho sentito che l'Avellino ha fatto un ricorso sulla fideiussione vecchia, cioè cose assurde, e quindi si aspetta e come mi chiedevi tu, cioè, si slitta sempre tutto, quindi una squadra che magari è intenzionata a fare un campionato da vertice in C, che ne so, ha in mente un'intelaiatura di squadra, poi magari si ritrova a essere ricatapultata in Serie B con una squadra che magari sulla carta o parte dai nastri di partenza molto in basso. È una cosa strana. Torneremo fra un attimo a parlare di Serie B e Lega Pro, ovviamente Serie C, perché abbiamo al telefono il collega Fabrizio Frasca di Castrovillari, che insomma ci farà adesso il punto della situazione anche lì a Castrovillari, perché il Castrovillari quest'anno dovrebbe ripartire da questo campionato di Serie B. Buon pomeriggio Fabrizio. Sì, buon pomeriggio a lei e tutti i tuoi ospiti in studio. Sì, partiamo subito col calciomercato del Castrovillari, perché il mercato è partito subito col botto. Intanto c'è stata la riconferma di mister Ferraro, che è stato l'artefice della promozione in Serie D. Poi subito dopo la riconferma dell'allenatore c'è stata ovviamente la scelta è ricaduta sul nuovo DS Natino Varrà, che era stato accostato già in passato alla squadra rossonera, però solo in questa sessione di mercato è giunto in città. È stato un ex difensore del calcio calabrese molto conosciuto proprio in tutta la regione, ed è stato l'artefice, per così dire, in società della promozione diretta da parte dell'Ocri. Infatti con la squadra del Cavallo Alato ha raggiunto il famoso triplete, ovvero conquistato il campionato di eccellenza, la Coppa Calabria e la Supercoppa. Passando invece agli acquisti e le ufficialità del Castrovillari, sono arrivate la scorsa settimana due ufficialità, due colpi. Allora, il primo è Marco Puntoriere, attaccante reggino classe 91, che lo scorso anno è stato il protagonista principe della promozione diretta dell'Ocri. Infatti con i suoi Fabrizio, ti interrompo perché incombe la pubblicità. Dici velocemente chi sono questi colpi di mercato, perché poi purtroppo ti dobbiamo salutare.
Sì, allora Marco Puntoriere, poi Mattia Gallon, poi ieri sono arrivate l'ufficialità di Francesco Uliano e del portiere giovanissimo, classe 98, Giorgio Galluzzo, e del centrocampista di alta classe con grande esperienza Cosimo Forgione. Grazie Fabrizio, grazie. Purtroppo c'è la pubblicità che incombe, ci vediamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di calciomercato, abbiamo fatto questa piccola parentesi sulla Serie D, ci torneremo poi nelle prossime settimane. Dovrebbe essere pronto anche in collegamento Attilio Malena perché ci dà le ultime sul Cosenza e poi continuiamo a parlare di Serie B e anche di Serie C. Attilio, ci sei? La fase delle conferme per il Cosenza e di qualche nuovo innesto, accordo biennale per Capella, un'operazione a sorpresa del direttore sportivo Stefano Trinchera, un'operazione importante che consente al Cosenza e consente soprattutto a Piero Braia di avere all'interno della sua rosa un difensore importante. Dovrebbe arrivare non troppo largamente nel tempo un nuovo difensore importante per completare il pacchetto a 3, certificato, lo abbiamo detto nelle notizie del giorno, è arrivata la conseguente ufficialità anche in questo caso per il rinnovo di Mungo, ma probabilmente in questo senso al Cosenza ora servono i cosiddetti botti, i cosiddetti uomini da B che necessita ovviamente il pubblico, che richiede anche lo stesso Piero Braia, ma manca un mese abbondante alla fine del mercato. Emettere giudizi adesso sarebbe veramente controproducente verso tanti, sotto tanti punti di vista. Ripeto, sono arrivati a mio avviso calciatori funzionali a quella che è l'idea di Piero Braia, visto che come paventato si ripartirà dal 3-5-2 che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. È un Cosenza attivo sul fronte mercato, un Cosenza che, come stiamo raccontando in queste settimane, sta cercando di confermare quasi l'intera ossatura dello scorso anno che tanto bene ha fatto con la conseguente promozione in Serie B, ma ripeto, adesso mi aspetto dei colpi di AB, mi aspetto quei calciatori che possano realmente fare la differenza in campo e fuori, mi aspetto i leader, mi aspetto sinceramente delle operazioni più importanti. Di Piazza, messo nelle giuste condizioni, può fare la differenza, ma deve comunque dimostrare in una categoria difficile, in un campionato lungo come la Serie B. Capella non viene da una stagione eccezionale, ma ripeto, il direttore sportivo Trinchera sta lavorando in maniera secondo me ottimale, ma probabilmente adesso si attendono i cosiddetti botti. Un giocatore funzionale potrebbe essere Del Pinto, che non ha rinnovato con il Benevento, anche in questo senso lo abbiamo raccontato, ma tra Crotone e Cosenza, questo parallelo che vede le squadre di B protagoniste sul mercato, soprattutto in ottica calabrese, il Crotone chiaramente parte già da una base forte, ne stiamo parlando anche in questo senso da diverse settimane. Il Cosenza deve ricostruire, c'è tempo, ma adesso servono, a mio avviso, ripeto ancora una volta per chi si fosse messo in collegamento adesso, servono i rinforzi per la B, quei giocatori in grado di poter spostare gli equilibri, non per forza d'esperienza, ma calciatori che conoscono e soprattutto che sanno giostrare le energie per un campionato così lungo. Grazie a Tilo, questo discorso l'abbiamo affrontato già prima, insomma, che ti collegassi tu con noi, direttore. Invece parlando proprio di Crotone, il Crotone insomma, sta lavorando in tutta tranquillità, senza il pensiero fisso della Serie A, l'ha detto anche Stroppa nei giorni scorsi. Insomma, vediamo quello che arriva. Nel frattempo noi lavoriamo per insomma, allestire un organico importante e magari fare una Serie B da protagonisti. Ma il Crotone ha una base di 7-8 calciatori importanti, quindi avendo tu una base solida è più semplice, più facile mettere le cose a posto. Quindi è chiaro che loro secondo me non stanno premendo il piede sull'acceleratore per questo discorso soprattutto tra Parma e Chievo. Ed è normale che sia così, anche perché cambia la strategia, cambiano i nomi. Una squadra forte di B può non valere una salvezza in A, mentre una squadra importante di C può fare una sua degna figura in B, una squadra forte di B può arrivare ultima in A tranquillamente. Quindi è chiaro che il Crotone ha una base solida di B.
se rimane in B prenderà quei 2 o 3 colpi che la fanno fare il salto di qualità. Se dovesse andare in A quella base deve mettere 5 giocatori di A e la storia è diversa, quindi secondo me aspetterà ancora un qualcosa, però ha una base, quindi è importante, cosa diversa del Cosenza che la base la sta creando o quantomeno ce l'ha, ma è quella dell'anno scorso e come tutti abbiamo detto, insomma, quindi nessuno si inventa nulla, ha bisogno di quei 3-4 pezzi di B che gli diano struttura, solidità e soprattutto conoscenza della categoria. Io a una intervista fatta qualche mese fa, una trasmissione su questa TV, dissi proprio questo: il Cosenza è una neopromossa in B, deve diventare una squadra in B, la si diventa negli anni. È chiaro che oggi il Cosenza pagherà lo scotto del noviziato, pagherà dei rifiuti, perché è chiaro, io calciatore che ho 200 partite in B, mi chiama una squadra di B consolidata, mi chiama il Cosenza e io vado alla B ed è normale che sia così. Fra 2 anni, quello, ecco, faccio il contrario che non accadeva fino all'anno scorso. Mi chiama il Cosenza in C, mi chiama, con tutti i rispetti, il Fondi in C, ma io non ci penso nemmeno, sono già andato al Cosenza. Questo accadrà fra un paio d'anni, il Cosenza che ha una società solida, strutture importanti, una città che ha fatto la B, ha tutte le componenti, è chiaro che fra 3 anni il Cosenza sarà alla pari dello Spezia, magari non per forza economica, ma sarà alla pari come blasone, come importanza, quindi sarà tutto più semplice. Luca, parlando proprio di giovanili, se non sbaglio proprio è stato affidato a Ivan Moschella la squadra di giovanili del Crotone, Nello Parisi abbiamo fatto gli auguri, è andato insomma alla Roma. È comunque un Crotone che riparte anche da questi giovani che deve valorizzare, lo ha sempre fatto nella sua storia e comunque è una scuola, l'abbiamo detto diverse volte, proprio per le squadre calabresi perché devono prenderla come esempio. Sì, ma il Crotone l'ha sempre fatto. Quest'anno ha deciso di cambiare il testimone con un allenatore amico, Ivan Moschella, che comunque era un allenatore che è, diciamo, è legato alla società, quindi si è affidato a una persona che comunque è di grande competenza, perché probabilmente Stroppa aveva già il suo staff completo e quindi hanno deciso di cambiare. Nello comunque è riuscito a sistemarsi a Roma, è un'esperienza anche per lui a Crotone positivissima e adesso gli si aprono nuove opportunità. Il Crotone, da quello che so, che mi hanno raccontato, investe, ci crede, è giusto che sia così per una squadra che comunque tira su dei giovani. Poi li deve comunque far esordire quindi sono diciamo risparmi che alla fine dell'anno non vanno a gravare sui costi della società, quindi come mentalità è una mentalità più che giusta, ecco, puntare sui giovani. Walter, te ti punzecchio su una amichevole che è saltata, c'era questa amichevole nell'aria fra Cosenza e Milan, insomma lo abbiamo detto che sembrava un attimino strano anche perché si sono iniziati i lavori al San Vito Marulla, era difficile ospitare un'amichevole di quella portata, poi insomma non si sono coordinati bene, non c'è stata l'organizzazione fra le due società, comunque questa è un'altra delle amichevoli saltate. Guarda, io non ci ho mai creduto a questo, sinceramente, ma non tanto perché... Sinceramente anche proprio per lo stadio, per l'indisponibilità. Ma io so che il giorno dopo il Milan deve partire per la tournée americana, cioè, certo. Forse quando si prendono queste notizie bisognerebbe poi andarle ad approfondire un minimo, almeno a me così era stato insegnato una ventina di anni fa a fare questo mestiere, cioè... Il Milan che parte da Milano, arriva alla Lamezia, dalla Lamezia si trasferisce a Cosenza, fa la notturna, la mattina dopo deve partire che va in... Cioè mi sembrava troppo... È chiaro che poi il nostro stadio ci sono problemi, è chiaro che disputare questa amichevole avrebbe, come dire, riportato almeno altre 20.000 persone allo stadio, magari... Visto il momento particolare del Milan, forse non 20.000, ma quantomeno altre 10.000 persone le portava.
Poi il Milan credo che in questo periodo, domani mi pare che l'amichevole comunque Gattuso la fa a porte chiuse a Milanello, ecco, che poi credo che sia la soluzione migliore, non si muovono lì da Milano perché poi devono partire per questa tournée. Credo che in questo momento a Milan avessero problemi molto più seri da andare a risolvere invece che organizzare comunque una trasferta per venire a Cosenza. Vabbè dai, ci siamo divertiti per un po' a leggere queste cose, ma niente. Non ci ho mai creduto io a questa amichevole. Ma puntini sospensivi, possiamo dire puntini così. Di sospensione. Adesso vedremo le amichevole, quelle che finalmente sono state ufficializzate, quelle che farà realmente il Cosenza, quindi c'è curiosità per cominciare a vedere il lavoro di Braglia, anche se, e qui è vero quello che diceva prima Carmine, che è cambiato il mercato, però cominciare il ritiro, poi i ritiri adesso si fanno sempre più brevi, no? Sì. Mi pare 3 settimane. Il 2 agosto dovrebbero già tornare. Già si torna perché poi comincia la stagione, la Coppa Italia, eccetera, certo, eccetera. Se il tuo organico non è completato, cioè quella fase di ritiro che poi una volta mi si insegnava che era la base, no? Le fondamenta per poi progettare, invece nel caso del Cosenza è che mancano proprio le pedine che vanno a sorreggere poi le colonne portanti di quella che dovrà essere la squadra da Serie B. Poi magari sul campo ci smentiranno tutti, perché sì, magari sulle ali dell'entusiasmo, su questa atmosfera bella e diversa che si è venuta a creare, mi complimento con Luca perché proprio l'ha notata questa differenza di entusiasmo che si è creato attorno al Cosenza, quello ti aiuterà, però è chiaro che fare il ritiro cominciare il ritiro a San Giovanni in Fiore con l'intelaiatura, non dico completa, che ti manchi 1 o 2 pedine ci sta, però se a fine ritiro ancora non hai completato la squadra, poi devi ricominciare un lavoro che hai fatto solo in parte. Dovremmo essere collegati ancora con Attilio per gli aggiornamenti sul mercato del Crotone. Partono i ritiri, il Crotone si è radunato in queste ultimissime ore, lo abbiamo raccontato, lo abbiamo certificato anche dalle parole di Giovanni Stroppa. È un Crotone che, come abbiamo detto, sul mercato è attivo, ovviamente cercando di aspettare la sentenza. È una situazione assolutamente non facile, Anna, e soprattutto coinvolgendo anche gli ospiti. Una situazione che vede un Crotone da una parte impegnato sul fronte mercato, cercando di allestire comunque una squadra competitiva per tutte le 2 categorie, per Marchizza in difesa, per l'obiettivo Asensio, cercando di non svendere i suoi gioielli, a parte una volontà chiara di Ceccherini di essere accontentato e di sposare praticamente in breve tempo, nonostante i sondaggi di Sassuolo, Udinese e Cagliari, di sposare il progetto Fiorentina. Un rapporto con la Fiorentina che potrà vedere nuove trattative da qui al futuro, ma ripeto, una situazione difficile, complicata. Leggendo le carte e soprattutto ascoltando gli umori della società, il Crotone ha speranze, ha fiducia nella giustizia sportiva, ma purtroppo siamo in Italia, siamo nel paese in cui tutto è perdonato. Ricordiamoci, aprendo una breve parentesi, i treni del gol che hanno visto solamente il Catania pagare, la Lega di B ancora deve certificare quella che è la reale provenienza e i reali colpevoli di quella vicenda. Ripeto, una situazione assolutamente non facile, una situazione che vede, ripeto, il Crotone su 2, 3, 4 fronti, cessioni, partenze, cercando di regalare alla piazza un nuovo sentimento, una nuova speranza. Non è assolutamente facile, ma se davvero la giustizia sportiva regnerà, il Crotone ha concrete speranze e chance di essere il prossimo anno in Serie A, altrimenti affronterà una Serie B da protagonista, certificate dalle operazioni e dalle intuizioni che sta preparando in queste ore il direttore sportivo Beppe Orsino. Ripeto, situazione non facile, ma bisognerà attendere logicamente qualche giorno prima di emettere le definitive sentenze. Grazie Attilio, direttore. Invece parliamo della Serie C, perché anche qui è caos di iscrizioni. Si parlava addirittura Reggiana, scusate, Andria, Mestre, il Bisceglie che dovrebbe insomma fare una fusione con il Bari. Quindi... Qualcuno è già ufficiale, il Mestre ha rinunciato, l'Andria non ha presentato ricorso, la Reggiana non ha presentato ricorso e altre 2 o 3 società sono in grandi difficoltà, quindi 3-4 esclusioni ci saranno sicuramente. In più, esclusioni ed
l'eventuale ripescaggio mi pare che si 7, liberano 8 intorno ai 7 posti. Sì, si parlava anche di queste squadre di Serie B, nel senso... Saranno 2 probabilmente, la Milan e Juventus Juventus, che sono sì. interessate. Consideriamo che già un titolo si è perso perché il Bassano si è trasferito a Vicenza, quindi anche lì si è perso un titolo, per cui diciamo ci sono 4-5 posti liberi. Molto probabilmente si dice, voce Vox Populi e Vox Dei, che sia Ternana sia Siena potrebbero essere 2 nuove squadre Serie B, quindi ci sarebbero altre 2 squadre in meno in Lega Pro. Quindi voglio dire, è una situazione in grande evoluzione dove poco da dire, c'è poco da commentare. Tu dicevi una cosa molto corretta che mi consta personalmente: il presidente del Bisceglie è stato un dirigente del Bari ed è storicamente un grande tifoso del Bari. Pare che abbia già fatto richiesta per portare il Bisceglie a Bari. Per cui con gli stessi colori sociali si chiamerà, se non sbaglio, Bari SD Bari 2018. Insomma, praticamente, e quindi ecco, un'altra cosa accadrebbe, no? Come anche la Serie D. Iniziano a mancare le certezze, perché è una cosa il Bari in Serie C, è una cosa il Bisceglie in Serie C, c'è qualche differenza orientativa ed è diverso. Una cosa è il Bari in Serie D, è una cosa, è un'altra squadra, cioè, quindi anche lì possiamo fare commenti molto campati in aria, però certezze ce ne sono poco. Le certezze le avremo verso la fine del mese, fra una decina di giorni, quando verranno emesse le sentenze definitive, perché poi è giusto che queste che hanno difficoltà abbiano il tempo per mettersi a posto. E tornando a quello che diceva Luca prima, lui chiaramente da tecnico e da ex calciatore vede queste cose che non funzionano ed è giusto così. Per esempio le fideiussioni, non se ne parla. Le fideiussioni hanno creato questa nuova norma che consente le fideiussioni assicurative. Faccio un passaggio indietro: per 30 anni le fideiussioni dovevano essere bancarie. Qual è la differenza? La fideiussione bancaria sono soldi contanti che tu porti in banca e ti rilascia una certificazione che ci sono quei soldi che sono vincolati solo a quello scopo. La polizza assicurativa è una polizza che tu fai con un'assicurazione, l'assicurazione prende delle garanzie su di te e si fa garante verso la Lega che nel caso di escussione lei mette soldi, ma lei mette soldi perché le garanzie che tu gli hai dato vanno a coprire, perché le assicurazioni sono pazze che mettono 300.000 euro, è chiaro. Ed è chiaro che lì ha instaurato un vespaio, perché qual è l'assicurazione giusta, qual è quella, perdonate il termine, tarocca, qual è? Addirittura si parlava di assicurazioni anche all'estero. Certo, ma anche lì il mondo, anche perché se siamo nell'Europa, io perché non posso fare un'assicurazione svedese? Però io dico, ma come faccio a controllare la solidità dell'assicurazione svedese? Che magari sarà 10 volte più importante di una delle nostre, ma come faccio a... Quindi, però, questo si può evitare. Si potrebbero togliere le fideiussioni. Perdonatemi un inciso, faccio il dirigente di calcio, quindi è giusto che queste cose le conosca, anche se molti miei colleghi le sconoscono, ma va bene così. Cioè è l'unico settore, il calcio, dove il lavoratore è tutelato da una fideiussione. Il funzionario in banca, il funzionario del comune, della regione, non è che la regione fa una fideiussione a garanzia degli emolumenti. Tu ti assumo, punto, basta, non devo garantire nulla. Se quella società fallisce, rischi come tutti i comuni mortali di perdere uno stipendio. Fa parte del gioco. C'è qualcuno che qualche problema in passato l'ha avuto, tanti, ma perché nel calcio deve essere questo? Ok, va bene questa norma perché l'AIC è stata tanto forte, benissimo, ma facciamo le bancarie. Facciamo in modo che così come è sempre stata la situazione bancaria è quella, quindi abbiamo creato un ulteriore, l'anno scorso, vi ricordate il Rende, per una cosa del genere aveva perso la Serie C. Adesso noi sappiamo la solidità del Rende, la solidità personale di Fabio Coscarella, però per un disguido tecnico che può accadere. Invece se ne facciamo la situazione bancaria, la federazione bancaria, là non c'è il cavillo. Per cui anche queste cose cioè, come si dice, producono ancora più confusione. Incertezza. Purtroppo. Però su questa cosa concettualmente quello che dici tu, Carmine, è giusto. Però diciamo che un ente o un datore di lavoro costruisce
le proprie certezze su un progetto. Negli ultimi anni cosa è successo nel calcio? Che c'era troppa gente spregiudicata, l'avete vissuto in tanti, c'è stato un periodo che facevano contratti stratosferici e nessuno le rispettava. Comunque, concettualmente il tuo è un discorso che accetto, però sarebbe molto più semplice. Intanto sono d'accordo quando dici fideiussione bancaria, punto e basta. La penalizzazione è la cosa peggiore che possa esistere. Il Matera, scusatemi, il Matera l'anno scorso è chiuso 12, 10, non lo so quanti punti di penalizzazione. Che diritto in più ha di una squadra che è retrocessa sul campo per un punto? Tu hai avuto 10, 12, non mi ricordo quanti erano i punti di penalizzazione, quest'anno all'ultimo momento si è iscritto il Matera in Serie C, è stata una delle ultime che... Quindi il problema non lo ha risolto. Se hai la forza e le capacità per gestire una società di calcio, che ben venga in Serie C, perché comunque parliamo di un campionato importante, quello di Serie C. Sulla fideiussione, non vuoi fare la fideiussione bancaria? Io non lo credo a Gravina, perché Gravina doveva migliorare la Serie C, ma mi pare di vedere che non è che abbia migliorato così tanto rispetto al Monarca che c'era prima. Allora metti dei paletti, le assicurazioni o le società che fanno fideiussioni che noi certifichiamo sono A, B e C, punto. Perché lui ha dichiarato ultimamente che questa assicurazione dove hanno fatto le fideiussioni, lui aveva sconsigliato, dice non fatela, sconsigliato. Tu la devi proprio vietare, che è diverso. Io ti vieto di fare la fideiussione con questa assicurazione, perché non mi dà delle garanzie, non puoi arrivare poi e le squadre cominciano il ritiro e non sai come va a finire. Tecnicamente c'è un problema di fondo che è il problema economico, perché voglio ricordare a tutti che noi nel giro di 3 anni siamo passati da 90 squadre a 57 squadre, con migliaia di calciatori senza squadra, di direttori senza squadra, cioè di perdere i posti di lavoro. E nonostante questo abbiamo altre 8 società che rispondono. Quindi qui c'è un problema strutturale, perché nel calcio non è come nell'azienda, come correttamente dici tu, i voli pindarici sono quotidiani. Io oggi ho letto un'intervista di Sean Sogliano che dice che il Bari è fallito per 3 milioni di euro, che per noi comuni mortali è una cifra enorme, ma per una società di calcio a quei livelli non è una cifra, voglio dire, 2 operazioni di mercato te la sistemano. Quindi è un peccato perdere un patrimonio storico di una città importante, una delle più importanti d'Italia come Bari, per 3 milioni di euro. Quindi anche queste sono storture. Dico però che la federazione un qualcosa ha fatto negli anni, cioè adesso la Deloitte viene a controllarti ogni 2 mesi, adesso la Covisoc una volta, ai nostri tempi siamo diventati vecchi, venivano una volta l'anno e quindi lì le carte, cioè adesso ogni 2 mesi. Poi le aggiustavano assieme le carte. Attenzione, ne abbiamo viste tante, soprattutto chi come me, capelli bianchi, adesso ci sono i conti incrociati, adesso ci sono i conti dedicati, adesso io non posso dire di aver pagato alto mare soldi non ne mai visti, perché ci deve esserci il bonifico sul conto e quindi le misure sono diventate veramente importanti. Come dice Walter, non vanno bene abbiamo finito. Ma siamo proprio in... Va bene così. Io mi spiace con Attilio che non abbiamo potuto fare gli altri collegamenti. Ci sentiremo domani, Attilio. Grazie. Grazie al direttore sportivo Carmine Donnarumma, grazie a Luca Altomare, grazie a Walter Leone. Siamo lungatini e torneremo a parlarne domani. Arrivederci, grazie, a domani. Quiero ver tu cuerpo, qué guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate, bésame. Bésame, quiero
in mezzo alla mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte la protagonista, io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda, non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male, solo per questa sera tutto vale. Scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami, come se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Bésame, te digo bésame otra vez. No te digo no. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!